allora il dibattito. Pinochet voleva confrontarsi, Io lei vorrei- si voleva vorrei confrontare. capire. C'è un turno, Facciamo poi Elio Mauro e ritornerà. poi ci vi confrontate. Elio, cosa... Lino, io dico sì, c'è la responsabilità politica sicuramente, ma c'è anche la responsabilità burocratica. Cioè un problema di 15 istituti è un problema che poi non è che nasce ieri, è Vuol una dire- storia vuol lunga, dire che ci sono responsabilità generali, no? Di I tutti. controlli sono E stati questo- assenti, cioè significa che i funzionari che percepiscono fior di quattrini senza metterci la faccia a chiedere i voti e a confrontarsi con i cittadini dormono. E questo è clientelismo, Lino, perché quando c'è la protezione politica si arriva al No, disastro. quando si guarda l'interesse del primo, se non si guarda gli interessi dei bambini, delle scuole e dei nostri figli, che poi sono il futuro e le nuove generazioni, e non si costruisce una scuola sana e decente per chiamarla scuola, e non devi preoccuparti se è sporca o non è, se è calda o se ci sono spifferi o se gli insegnanti si deve vergognare anche di entrare, e compreso anche i bambini e le mamme. Credo che bisogna partire da questo in generale, poi le responsabilità lo sanno, bisogna trovarle e capire se stanno al centrodestra, al centrosinistra, ma credo che sia generale il problema che riguarda tutti. Sicuramente. E andiamo un attimo al confronto, prego. Prego, Pino, dicevi, Carpino, prego. No, pare che dalla discussione che stiamo facendo, poi alla fine il rimbalzo delle responsabilità, come al solito qui nessuno è responsabile. La responsabilità è della classe dirigente che governa questa città da 20 anni. E voglio fare un esempio pratico, perché voglio dire ai telespettatori le cose come stanno. Abbiamo parlato di scuole, quindi di servizi sociali, i soldi vengono buttati al vento, e posso darne anche un'indicazione. Guardate cosa ha fatto la giunta precedente. Quando parlo di giunta precedente parlo di quella di Olivo, per quella di Traversa è durata così poco che non ha avuto tempo di fare ulteriori danni. Per esempio, nella voce delle tasse finte che vengono fatte pagare, nella voce oneri di urbanizzazione, quando uno costruisce una casa deve pagare gli oneri di urbanizzazione, quindi il comune incassa i soldi. Qui invece siamo al contrario. Guardate cosa ha fatto per 600.000 euro, una cifra importante, regalata a quale imprese private? Glielo dico subito. Guardi, così ripartite sono quasi 260.000 euro alla nuova impresa edilizia che si chiama Chiesa Cattolica, poi alla comunità cristiana Emanuele 130.000 euro, ho chiesto in città se qualcuno sapesse di questa comunità e nessuno mi ha saputo rispondere. All'associazione Testimoni di Geova 12.000... Prego, mi ripete di nuovo allora, la lista, scusi. le dico, quando uno costruisce una casa deve pagare gli oneri di urbanizzazione, bene, quindi il comune incassa i soldi. Sì. Invece qui siamo al paradosso, siamo al contrario. Qualcuno si è trasformato in impresa edilizia e invece di pagare i soldi il comune glieli ha pure dati. 600.000 euro in tutto, guardate. A chi ha divisi? 259.000 euro alla Chiesa Cattolica, avrà costruito forse un nuovo cupolone con tutta Piazza San Pietro. Comunità Cristiana Emanuele 130.000 euro, ho chiesto in città se qualcuno conoscesse questa comunità e nessuno mi ha saputo dire nulla. Comunità? Emanuele, 130.000 euro e passa. Associazione dei Testimoni di Geova, 12.500 euro. Chiesa Evangelica Valdese, altri 172.000 euro. Com'è, quanto? Mi ripete questa chiesa? Chiesa Evangelica Valdese, altri 172.000 euro. Qui mi pare che ci sia anche un conflitto di interesse, non mi ricordo se l'ex sindaco Olivo fosse uno degli esponenti più importanti di questa chiesa. Poi Chiesa Cristiana Evangelica, Assemblea di Dio in Italia, altri 25.000 euro. Ecco dove vanno a finire i soldi. I cittadini devono sapere che invece di essere investiti in servizi sociali, nei plessi scolastici e negli asili, questi soldi vengono regalati in maniera, questa sì, clientelare. E come se clientelare? Pino. No, un momento, facciamo un po' di chiarezza con molta serenità. Come no? Sono dati del comune, che vengono dal comune. Ha dato dei dati Sì, e dei soldi dati. Ma sono la quantità. Quando chi realizza un immobile paga gli oneri di urbanizzazione all'amministrazione comunale, per legge il 20% di questi oneri va devoluto. Per legge va devoluto agli enti assolutamente no. Non dobbiamo dirlo noi, no, ma c'è una sentenza, nella norma, Pino, c'è una sentenza del TAR della Toscana dove è stato fatto il ricorso per questa questione, dove dice che il comune non è obbligato a dare soldi a queste comunità religiose, non solo, ma non lo deve fare a chi già gode dell'8 per 1000, e qui mi sembra che chi gode dell'8 per 1000 ha avuto quasi 300.000 euro. La storia degli oneri di urbanizzazione è quella:
che io dico, può essere interpretata come si vuole, ma va in questa direzione. Non è vero, se l'amministrazione comunale... i soldi non possono essere buttati per queste cose, devono essere utilizzati per i servizi sociali, per gli asili, per le scuole, non per queste cose. Se volete rispondere... Sì, certo che voglio. No, io voglio pure completare. Però se vi allungate io non ho detto nulla. Se l'amministrazione... Io ritengo che non dobbiamo, noi non possiamo... Devi essere più sintetico e più... Io ritengo di non poter sindacare le decisioni dell'amministrazione comunale in funzione di l'applicazione di una norma. Per quanto riguarda le scuole, i due plessi di Catanzaro Lido, io dico, è inutile che ci giriamo intorno, di chi è la colpa di questi 3 milioni e mezzo fermi. Io dico che c'è una serie di cittadini, c'è un quartiere intero che sta soffrendo da 2 anni. A me non interessa, è la politica che non sta funzionando, non ha funzionato e non sta funzionando. Quindi se c'è una colpa, Carolina, è della politica. La politica che deve cambiare, si deve rendere conto che sbloccare 3 milioni e mezzo e sbloccare questa situazione terribile che c'è, disastrosa che c'è a Catanzaro Lido, deve essere fatto subito, immediatamente. E se c'è un'amministrazione comunale di Catanzaro, se le colpe sono della regione, l'amministrazione deve... Si sblocca adesso che ci sono le elezioni? No. Cioè non si è bloccato prima per 2 anni, 5 anni, 10 anni e poi adesso magicamente si sblocca adesso le elezioni? Ma anche prima, chiaramente. Sembra quasi una campagna, uno spot elettorale per sbloccare dei soldi e risolvere un problema. No, nel momento in cui stiamo... dopo le elezioni... è chiaro, ma va da sé che in questo momento non c'è amministrazione. Però parliamoci chiaro, non si può ribaltare adesso a vedere di chi è la colpa. La colpa è della politica che nell'arco di 2 anni non è riuscita a sbloccare la politica che hanno votato i cittadini in questi anni, che hanno sbagliato a chi votare, da quello che state dicendo voi. Non lo so. Ma secondo me, visto che si mette in polemica, secondo me è ingeneroso quello che si sta dicendo. Innanzitutto voglio rispondere ad Antonio perché ha perfettamente ragione e non ha ragione Celli. No, ti sbagli. La vuoi mettere sulla polemica? No, ti sbagli. Polemica, sui dati di fatto. La vuoi mettere sulla polemica? Allora, gli oneri dell'urbanizzazione. Guarda che durante la tua amministrazione sono stati dati anche fino a 500.000 euro all'anno. Fino a 500.000 euro all'anno alla Chiesa. Vabbè, ma sono biparti, sono finanziamenti biparti. Era il 20%. Ti dà fastidio se parlo. Che era il 20%. Ti dà fastidio se parlo. Ti dà fastidio se parlo. Ho molto piacere di sentirti, ci mancherebbe. Allora, sto dicendo che non c'è una legge che impone e il Comune di Catanzaro sugli oneri dell'urbanizzazione ha donato alla Chiesa il 20% negli anni passati, che prima era il 10%, che non c'entrano niente con i finanziamenti dati alla Chiesa, perché quelli sono ulteriori finanziamenti. Non obbligatori. Lui parla di non obbligatori. Lui parla di estrapolazione dagli oneri di urbanizzazione. No, questi sono soldi dati a parte agli istituti religiosi che non dovevano essere dati. Ma presi dagli oneri di urbanizzazione. Dovevano essere investiti negli asili, nelle scuole, non regalati in questa maniera, buttati al vento in questa maniera. No, io ho sentito presi dagli oneri di urbanizzazione. Non sono presi agli oneri di urbanizzazione. Sono domande che perché gli oneri di urbanizzazione abbiamo fatto un regolamento all'interno del Consiglio Comunale che si danno alla Chiesa, quindi al Vescovo, che poi decide per le varie diocesi, va bene? Quindi quelli sono a parte perché sono mirate a singole chiese che non c'entrano niente con la diocesi. Che in ogni caso sono assegnati. Sì, poi mi sembra ingeneroso ogni volta che si parla di un finanziamento. Siamo nel 2011, il contratto di quartiere predisposto 2012. Predisposto dall'amministrazione nostra di centrodestra, il contratto di quartiere, mi sembra ingeneroso, perché vuol dire che è stato fatto quando c'ero io, 2004, 2005, gli ultimi anni che c'ero io. Mi sembra ingeneroso in questo momento, a distanza di 7 anni, dire che la Regione blocca i finanziamenti, a distanza di 7 anni, ma state scherzando? La Regione ci sta penalizzando perché c'è una legge comunitaria che prevede che sull'importo totale, se tu ritardi la spesa, viene decurtata di un 20%, e stanno discutendo questo perché sono stati spesi dopo tanto tempo. Mi sembra ingeneroso, caro Scalzo, mi meraviglio, dovresti fare un po' più di anni di Consiglio Comunale, perché io ho distribuito nel 2001, ho distribuito nel 2001 un opuscoletto, e se lo ricorda pure Elio Mauro, in cui noi abbiamo investito sulle scuole 27 milioni di euro nelle scuole, c'è un opuscoletto che io distribuito nel 2001. Io guardo i risultati, e i risultati ce l'ha la gente sotto gli occhi, quindi non c'è bisogno, possiamo discutere fino a mattina. Secondo, tu dovresti portare i dati dell'investimento della giunta di centro-sinistra negli ultimi 5 anni, e poi dovresti dire,
ed essere sincero con la gente, no, io sono e dire che tu in questo momento, qualsiasi sindaco, e fammi parlare, qualsiasi sindaco che va oggi a gestire il comune di Catanzaro non ha un solo centesimo, tranne i 5 milioni di mutuo predisposto a Michele Traversa per la scuola Mazzini e Maddalena. Non c'è un centesimo perché il comune, avendo sforato il patto di stabilità, non può assumere mutui. Vuoi prendere in giro la gente? Perché non dici che se la regione non stanzia attraverso i bandi per l'edilizia, quindi scolastica, dei finanziamenti, tu non potrai aggiustare niente se va al comune di Catanzaro? Perché non dici la verità, che il comune finanziariamente oggi non può fare neanche mutui? Dilla la verità allora, non prendiamo in giro i cittadini. La vedo con molta chiarezza, tra l'altro trovo molto... E di da dove prenderai i soldi per aggiustare le scuole, perché c'è una normativa che è intervenuta a novembre del 2011 che prevede che bisogna fare le prove statiche, quindi per via del vicenda del terremoto dell'Aquila, non abbiamo neanche i soldi per fare le prove statiche, non abbiamo il milione di euro, i 25.000 euro a scuola. Elio? No, vado... Grazie, posso andare avanti? No, e dite la verità ai cittadini, non prendiamoli in giro. Vado avanti, vuoi rispondere? Io voglio vedere senza la regione come fai. Io, scusa Sergio. Rimango allibito dal carattere sterile del dibattito, cioè io non ho fatto. Quando un problema di edilizia scolastica, in città, fallimentare, è responsabilità di una politica decennale, punto. Non ci sono altri aggettivi o altre questioni, questo fondo l'ho sbloccato io, non l'ho sbloccato io. Qua c'è un fallimento della politica, l'ha evidenziato qualcuno prima, qua c'è un fallimento della politica e trovo sterile, quello sì, irrispettoso verso i concittadini, dibattito, a dire io ho fatto un poco di più o un poco di meno, perché ritengo che sia quello irrispettoso, cioè qua abbiamo un fallimento della politica, abbiamo la necessità di riavviare una politica finalmente della programmazione e della serietà, lì quello che diciamo. E come la avvii la programmazione? Della serietà, assolutamente ricominciando la programmazione e mettersi al lavoro subito sui contratti di quartiere, non è vero quello che dici, sono bloccati i fondi, punto. Ah, sono bloccati. Non voglio richiamare, a me non interessa la responsabilità della regione, sono bloccati, 3 milioni e mezzo per quale motivo sono bloccati? Sono bloccati. E di qual è il motivo? La progettualità c'è, e sono bloccati. Dire per quale motivo? Bloccati, li ha bloccati la regione, io non devo dire nessun motivo, sono bloccati. Ah, la regione prima li finanzia e poi li blocca. Vabbè, allora qui se vogliamo sul finanzia e poi li blocca. Ma stai dicendo vero, stai scherzando? Sul finanzia e poi li blocca. Sul finanzia e poi li blocca. Ma perché non spieghi come tu metti le mani sull'edilizia scolastica? Lo sanno, lo sanno i genitori di quella scuola che così. Sì. Perché non lo dici come metterai le mani sull'edilizia scolastica? Andiamo avanti, ma senza entrare in polemica, è evidente. E non ti conviene entrare in polemica? No, non mi conviene molto perché è chiaro. Andiamo con le telefonate, vi ringrazio. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono chi parla? Francesco Statini, ti chiamo dal quartiere Lido. Prego. Niente, una domanda, diciamo, e una preghiera a tutti i candidati. La domanda sarebbe, per la selezione degli scrutinatori, cosa pensano di fare, perché siamo a pochi giorni ormai dalle elezioni e ancora non si capisce bene se si va a livello di sorteggio o vengono presi, diciamo, di conoscenza. Mi voglio augurare che non vengono prese, magari vengono sorteggiate persone che magari hanno già un paio di 1.000 euro come mensile. Poi per quanto riguarda la preghiera è che passino presto questi giorni, diciamo fino al giorno 6 di combattimento, ma da giugno in poi spero che tutti insieme, poltrona in alto, poltrona in basso, che i candidati prenderanno, di collaborare veramente per la città di Catanzaro e non come negli ultimi anni che solo perché la maggioranza dice una cosa, l'opposizione tanto per essere contrario dice che non sia buona. Grazie. Ecco, questo è tutto. Grazie. Pronto? Pronto? Buonasera signora, dove chiama? Buonasera, sono Rosa, chiamo da Catanzaro. Buonasera signora Rosa, la domanda. La ringrazio per avermi permesso di intervenire e volevo salutare i candidati presenti in studio con lei. Volevo rivolgere il mio brevissimo intervento al signor Abramo. Signora, chiedo scusa, la domanda. Sì, come pensa di governare la maggioranza di centrodestra che lo sta appoggiando, visto che da pochissimi mesi da questa stessa maggioranza è scappato via da Catanzaro il sindaco Traversa, il finalmente sindaco, perché non dimentichiamo i manifesti che un anno fa hanno colorato la nostra città. E soprattutto mi riferisco, io sono da semplice cittadina, ho partecipato al consiglio comunale, quello immediatamente successivo alle dimissioni del Ero presente